No, I'm not a writer. Ti confesso, anche per il discorso che ne avevo tanti da montare, non ho mica avuto voglia di fare video in questo periodo. Sarà che per carità il lavoro è sempre quello, le ferie devo ancora farle, fa caldo, quindi sai, ti stanchi molto di più, ti senti più appesantito, e quindi il tempo e le energie che mi restano li ho usati per l'Alessia, giustamente, e per ritirare un po' sul camper, perché come hai visto ho iniziato un po' la parte di restauro. Certo, sono perfettamente consapevole di aver fatto dei video proprio no da culo di più, cioè proprio dei spezzoni così assolutamente incompleti nei lavori che stavo facendo, quindi ti riassumo un po' il tutto. Allora, è iniziato che è arrivato la ventola di Claudio, no? Che è uno scultore famoso, e lui restaura reperti fossili, di tutto e di più, e mi ha insegnato un attimo come fare a recuperare le pareti marce. Allora, tu sai che metà del mio camper è stato completamente rifatto perché aveva le infiltrazioni, quindi metà del mio camper è completamente nuovo, sigillato, tutto completamente sigillato e tutto quanto. Però prima della sigillatura e dei lavori grossi non è stata fatta la parte posteriore, probabilmente perché si andava fuori budget. Diciamo, sai che all'inizio avevo fatto quello scambio, no? Io faccio il sito a questa azienda, l'azienda mi rimette nuovo il camper, vabbè, insomma è andata così, va bene, nessun problema. E questa parte marcia è vero, sì, che non è proprio una parte importantissima, nel senso che non è una parte importante, però sai, il camper è comunque una parte di te, no? Ti doleva un po' il cuore, no? Sapere che c'è tutte queste pareti proprio mollicce quando le schiacciavi. Allora ho fatto un bel po' di buchi, come sì, forse si vede dai video che ho fatto. Adesso vado un po' a memoria. E dentro a quei buchi inizialmente è stato messo del poliuretano espanso nella parte bagno, nella parete del bagno. Questo lo sconsiglio, perché il poliuretano espanso, ho visto che nonostante tu ovviamente lo fai sfogare, non è che lo butti dentro e tappi il buco, assolutamente no, cioè lo butti dentro e anche un po' schiacci, insomma, che venga fuori, che non resti compresso, però comunque quando si solidifica, quando è già solidificato, lui comunque continua un po' ad espandersi, il che significa una cosa dura che continua a espandersi, significa che ti spinge la parete. È venuta fuori un po' una pancia, magari neanche non si nota, però insomma ho capito che non era quella la cosa perfetta. Sono andato in questo colorificio, sono stati molto bravi, gentili, Seven Color a Silea, posso fare anche il nome perché il tipo è stato molto bravo, simpatico, e mi ha fatto anche un ottimo prezzo. E lì è stata presa, porco cane, una schiuma che adesso non ce l'ho dietro da farti vedere qual è il nome, cosa c'è scritto, però o ci ho fatto il video o magari te lo scriverò nei commenti più avanti. C'è questa schiuma che si usa per attaccare tegole, cose da esterno, no? Che è come il poliuretano, però non si espande. Cioè lei sì è molto liquida all'inizio, quindi entra dappertutto, penetra tutto, diventa durissima, completamente impermeabile, non si marcisce, tutto quello che vuoi, però una volta dura non si allarga e quindi non ti fa le pance. Così ho rifatto la finestra, soprattutto la finestra di net, che era un disastro, adesso è tutta bella rigida, e quindi diciamo sì, tutto a posto, tutto sistemato. L'unica cosa, mi accorgo di aver fatto una grande cazzata, i buchi li ho fatti per fuori, cioè le parti dentro marce erano in zone o non visibili o dove comunque dovevo metterci una carta da parati con gli adesivi, quindi effettivamente mi accorgo che ho fatto una grandissima stronzata a bucare per fuori, cioè potevo bucare per dentro, tanto andava comunque coperto per dentro. Quindi vabbè, ormai ho coperto per fuori, ho stuccato bene, ho grattato e vabbè, è andata così, tanto dopo rivernicio non si vedrà quasi nulla. Purtroppo sono le cose che fai tra virgolette in fretta, no? Hai capito? Cioè quando nel cervello hai tante cose in testa da gestire contemporaneamente, è lì che nascono le cazzate, le cappelle, no? Tipo questa. Però vabbè, dai, credo che questi video monologhi non siano neanche tanto interessanti, divertenti, quindi era giusto per fare un aggiornamento a chi di queste cose effettivamente è interessato, o perché è un appassionato di camper, di fai da te, o perché anche lui ha lo stesso problema e deve farle, quindi anche questo è giusto, insomma, spiegare
cosa ho fatto io. C'è chi dice bello, genialata, fantastico, c'è chi dice no, è una pezza, è una cosa. Allora, tutto può essere. Quello che io dico e che vorrei veramente far focalizzare è che noi stiamo parlando, togliamo il furgone del camper, stiamo parlando di una scatola, no? Che contiene delle cose. Questa scatola, parlando solo della parte esteriore, altro non è che un panino di una specie di pellicola e di una specie di lamiera fina, semirigida. Dentro queste, diciamo, questo panino ci deve essere un qualcosa di duro che non faccia troppo flettere o che comunque dia quel senso di stabilità e che tenga un po' anche in piedi, nonostante ovviamente ci siano le parti portanti, no, nel camper, però comunque non può essere vuota la parete, ecco. Quindi io dico, riempire questa parete con della schiuma, del legno, del cemento, quello che vuoi, peso a parte, è la stessa identica cosa. Quindi io con questa schiuma ritengo una buona cosa aver riempito quel poco di legno marcio che c'era, perché comunque il più possibile l'ho tirato fuori, e quindi questa schiuma è andata a integrarsi in più, a coprire questo legno marcio e poi si è solidificata. Certo, se apri ci sarà comunque del legno marcio misto schiuma, ma alla fine c'è comunque una parete che è diventata solida. Cioè alla fine tu dici, certo non è lavoro a regola d'arte, ma io penso non tanto al risultato, cioè la parte pratica. Cos'è? È una roba da far stare in piedi. Sta in piedi? Sì. Si marcirà di nuovo? No, cioè è schiuma. Quindi così, Yuri, sei stato abbastanza noioso, ci hai rotto il cazzo, non ti mettiamo il mi piace e vai a quel paese. Ciao, alla prossima.